esercizio abusivo di professione medica, giuro che non ho i dettagli, e quindi c'è questa ulteriore accusa che si somma alla denuncia dell'ordine, a denuncia del Ministero, la denuncia di Finonceo, per cui io mi preoccupo, cioè mi sono segnata le date in base, ad esempio il 3 maggio per chi vuole essere poi a Mestre, ci sarà come posso dire, la battaglia finale tra me e l'ordine, perché questa è indubbiamente la battaglia finale. Io credo che loro in realtà abbiano già scritto quello che vogliono fare, però bisogna poi vedere se gli sarà possibile portarlo a compimento, anche se loro hanno già portato a compimento, come in tanti altri luoghi, con tanti altri colleghi, delle azioni che la storia ricorderà come tra le più vili e bestiali, nel senso proprio che sono bestie, da dopo Galileo. Altre cose, sulla quarta dose che sta diventando, voi sapete che ci mettono più o meno una settimana a quando iniziano a dire stiamo pensando ai vecchietti RSA fragili, cioè gli unici fragili sono loro, sono fragili di mente, però che poi non gli varrà per non essere imputabili, che non è che potranno poi avere l'infermità mentale, perché non è quello il punto. Comunque adesso abbiamo visto che la quarta dose è stata sdoganata e quindi a breve si comincerà a dire che la dovranno fare prima gli over qualcosa, poi gli over sempre con qualche anno di meno, ma la cosa che è più preoccupante è che si sta pensando cioè si sta già parlando di vaccino modificato. Allora, intanto la quarta dose non è quarta dose, ma come dice Locatelli è la seconda, no, è il secondo booster, cioè è la seconda dose è il secondo, come lo chiama? Richiamo. Mandato zero. La letteratura internazionale aveva già posto tutta una serie di questioni già nel 2020, quindi voi saprete, perché qua tutti sapranno chi è Loretta Bolgan, lei aveva già molto dettagliatamente descritto quella che era la revisione della letteratura, quindi sono cose che si sanno dal 2020. Io ho presentato in Senato una relazione scritta perché il 7 ottobre non potevo collegarmi perché ero in sala operatoria, e in quella relazione scritta, che poi è stata mandata anche all'autorità giudiziaria, c'erano già tutta una serie di elementi che risalivano al 2020, che già avevano messo in luce tutta una serie sia di danni che soprattutto di possibili effetti collaterali che poi si sono tutti verificati. Bisogna dire che oltre a quelli che già ci aspettavamo ce ne sono stati anche degli altri, quindi intendo dei sintomi, abbiamo visto fuori dal coro, abbiamo visto le persone che riferiscono di avere sempre una sorta di bruciore, oppure di avere sempre delle scariche, una sorta come di scariche elettriche che si sentono, e poi basta semplicemente parlare anche con i fisioterapisti o chi si occupa di riabilitazione per sapere che ci sono un sacco di persone che manifestano gli stessi tipi di problemi, e soprattutto sono dolori articolari o dolori muscolari che non migliorano, che non si risolvono, oltre a tutti i problemi di vista, anche i problemi di udito e i problemi neurologici. Questo con il vaccino mRNA versione 1.0, cioè quello che abbiamo imparato a conoscere di 3 anni fa oramai. Il volere anche solo ipotizzare di cambiarlo, quindi di aggiornarlo, a parte che bisognerebbe capire aggiornarlo a che cosa, perché su quale variante lo vorresti aggiornare, perché il vaccino è sempre il virus è sempre una variante più in là, tolto il fatto che stiamo parlando oramai di un Omicron che, cioè, per andare male devi proprio impegnarti tu come medico a non curare niente, perché ricordiamoci che le persone che sono state male sono quelle che non sono state assolutamente curate, e sono per lo più quelli che sono finiti in ospedale dopo 7-10 giorni. Questa cosa dei 7-10 giorni fatali, cioè i primi 7-10 giorni
in cui le persone sono state completamente abbandonate, lì si sono aggravate, sono andate in ospedale e poi sono morte, anche questa è abbastanza una costante. Lo vedo perché nei casi anche di malsanità, ma quando mi arrivano le cartelle, oramai è una domanda retorica: quanto tempo è stata la persona a casa abbandonata prima di essere visitata? Sono sempre dai 5, ma più spesso 7, 9, 10. Devo dire che anche nella mia esperienza di quest'inverno, delle persone che stavo seguendo io, nonostante le cure che stavano andando bene, hanno avuto effettivamente, però i miei sono numeri piccoli quindi non sono statisticamente significativi, però degli aggravamenti che ovviamente sono riuscita a recuperare perché semplicemente sono ritornata ai dosaggi dei primi giorni dei farmaci che facevo, però ho notato anch'io che anche a fronte di miglioramenti importanti al 7° giorno qualcuno ricadeva. Per cui ed eravamo già comunque quest'inverno in una situazione oramai di endemia, perché c'è stata una strage di contagi, strage nel senso proprio di numeri di positività. Allora la prima domanda è: se questi pazienti sono andati male perché nessuno li ha curati nei primi 10 giorni, bisogna farsi una domanda su quei primi 10 giorni, e invece si continua a negare addirittura proprio all'origine che ci sia un problema di questo tipo. E quando si parla dei famosi protocolli assassini, sottolineato, di Speranza, quando poi questi vengono contestati, arriva il Consiglio di Stato a dire, ma ha ragione il Consiglio di Stato, a dire che i protocolli ministeriali non possono essere vincolanti per nessun medico, e questo è vero. E allora nasce l'altro cortocircuito, perché se questi protocolli di Speranza, questi protocolli, avevo dimenticato, assassini di Speranza, sono solamente delle indicazioni, aggiungo io, sbagliate, bisogna capire perché poi il Ministero denuncia me per disinformazione medica, il Ministero della malattia mortale, perché non si può chiamare della salute, nel momento in cui io li mando a cagare, che è l'unica cosa che si può fare. Allora, intanto anche qui la lesa maestà, sinceramente, se la possono ficcare, perché sinceramente non esiste il reato di lesa maestà, cioè nel loro codice assassino la loro lesa maestà esiste ed è il reato più grave punito con la morte, ma nel mondo reale la lesa maestà non esiste. Quindi la situazione è la seguente: il 3 di maggio, andiamo per ordine cronologico in base alle varie. Allora, in base alle accuse io ho una pendenza a Torino, che non so anche questa da dove. No, mi hanno denunciato gli infermieri lì, per una questione che riguardava la Sardegna, ma loro si sono sentiti offesi a Torino, anche questo è un altro mistero della fede. Lì non so niente, quindi appena saprò che cosa è successo a Torino ve lo dico. E questo è stato ancora a marzo. Poi il 3 maggio c'è questa. Allora, le contestazioni che fa l'ordine sono in 2 pagine e mezza, una cosa del genere. Non le ho ancora lette tutte, perché dopo che ho letto le prime ho deciso che me le leggo la sera prima. Ma il 3 di maggio, essendo aperta, vorrei sottolineare, come hanno detto loro, all'unanimità i signori hanno aperto il procedimento disciplinare vero e proprio. Per prima cosa io vorrò sapere perché se mi dici disinformazione medica, che cosa vuol dire? Voi sapete, e chi non lo sa glielo dico adesso, che quest'inverno alcune persone che mi seguono su Twitter hanno postato il ringraziamento a me per la questione Covid, e allora dopo io, perché sapevo che la cosa infastidiva parecchio, quindi l'ho fatta, ho pubblicato i singoli messaggi. Quando le varie persone che curavo mi dicevano evviva sono negativo, io facevo lo screenshot del messaggio e lo pubblicavo, così tanto per far capire che il Covid si cura, e senza neanche tutto questo sforzo. Sarebbe bravo chiunque, perché si cura veramente senza tutto questo sforzo. Allora, il 3 di maggio dovranno specificarmi, perché non puoi dire io t'accuso di disinformazione medica, è come dire t'accuso di stregoneria a Esmeralda in Notre Dame, cioè che cosa vuol dire? Quindi devo capire quali sono le specifiche accuse. Poi ci sono tutta una serie di contestazioni sul modo. Allora,
Dopo che ci siamo sentiti dire che dovevamo praticamente stare rintanati come sorci, e non mi ricordo se Netflix era incluso o no nella sorcitudine, non lo ricordo perché non ho Netflix. Dopo che è stato detto che dovevamo essere trattati come brigatisti, e dopo che è stato detto che quelli come noi in guerra li fucilavano per diserzione, dimostrando che di guerra non si capisce una fava, io credo che dirgli di andare a fanculo sia il minimo. Allora scusate, così concludo. Allora facciamo un coretto con Draghi, Draghi! Vaffanculo! Speranza! Speranza! Vaffanculo! Governo! Vaffanculo! Aggiungerei Anelli, Filippo Anelli della FNOMCEO. E un Mentana? Mentana, no? Vai Franco! Grazie, stavo ringraziando Barbara dell'energia incredibile che state emanando. Stavo dicendo, è veramente abbiamo bisogno di disintossicarci, questa è la cura, perché qui noi veramente, io ho ricevuto abbracci, baci, sorrisi, dico non c'è nessun'altra medicina migliore di questa energia qua, e ci dobbiamo disintossicare. Io lavoro con le parole, allora fin dall'inizio ci hanno saturato delle parole con le più basse vibrazioni di cui il dizionario è pieno. Malattia, morte, cura, restrizioni, punizioni e adesso guerra, privazioni, di nuovo reclusioni e di nuovo morte. Questo è il loro mondo, cioè loro forse non lo sanno, non ne sono consapevoli, ma vengono dall'inferno o comunque all'inferno che ci vogliono portare. C'è una radice. Dico non lo sanno perché io non penso che siano veramente demoni, sono probabilmente gestiti da demoni, ma quando si entra nella strada che porta a quei livelli di istituzioni, a quei livelli alti, il patto col diavolo avviene poco per volta, non è immediato, non è che uno firma e dice ok, tu avrai i soldi, avrai il potere, potrai fare quello che vuoi, ma la tua anima è mia. Avviene poco per volta. Quello che stanno facendo a noi è di prenderci l'anima, stanno tentando di far fare anche a noi un patto col diavolo. E ovviamente ha assunto dapprima una forma psicologica, culturale, e hanno fatto leva sul nostro cervello rettiliano, quello dove sono sedimentati gli istinti, come dire, di paura, di sopravvivenza. Poi stanno tentando adesso di prenderci con la chimica, con un'overdose di dosi. Per esempio, queste sono tutte strategie per far sì che noi, senza rendercene conto, come è successo a loro, ci facciamo risucchiare dall'ombra. In realtà stanno ottenendo l'effetto contrario, perché mai come ora io ho sentito persone parlare di mantra, meditazione, gruppi di solidarietà, di persone che si ritrovano, e quindi è questo lo straordinario, al punto che io credo, perché me l'hanno riferito, mettiamola così, Dio, l'universo, chiamatelo come volete, gli ha dato il permesso di agire fino a un certo punto. Ha detto ok, io ti lascio carta bianca, tu farai quello che vuoi sulla terra, agli uomini, fino a quel giorno, fino a quel punto, perché mi servi, perché alla fine fondamentalmente anche il demonio lavora per Dio, mettiamola così, perché se noi alla fine di questa storia avremo comunque ricavato, avremo fatto un salto di qualità nella coscienza, avremo capito come riconoscere, come dire, i lupi travestiti da agnelli, come riconoscere le menzogne, come riconoscere la falsità. Chi si fida oggi dei media? Chi si fida dei giornali? Di chiunque è nel sistema, sia esso un politico, un magistrato, un rappresentante delle istituzioni. Abbiamo capito che c'è qualcosa nel sistema che non può essere genuino, non può servire veramente all'evoluzione di tutti noi. Siccome noi ci stavamo, come dire, un po' tutti adagiando in un tipo di mondo, in un tipo di vita che fondamentalmente ci stava poco per volta addormentando, questo vediamolo come una grande opportunità. Diciamo, per dirla in maniera diretta,
ci hanno preso e buttato nella piscina, insomma voglio dire, o impari a nuotare o stai a galla, oppure affoghi. Questa è la più grande opportunità che la storia ci ha offerto per fare un salto di qualità, innanzitutto individuale, perché ognuno di noi questo lavoro deve farlo su di sé, perché nulla può essere fatto. Io non sono di quelli che cercano, voglio dire, il branco l'universo l'ha già sperimentato, i branchi non funzionano. L'universo ha bisogno di persone indipendenti, persone che studiano, che ragionano, che coltivano i loro talenti, che mettono a frutto i loro talenti. È di questo che ha bisogno l'universo, non di un altro gregge con altri conduttori di gregge e così via. Quindi quello che io dico è... Grazie. Dico anche alle persone vicine a me, parlate con tutti, soprattutto con chi la pensa diversamente da voi. Mettetevi in relazione con tutti, ma fatelo su di voi quel lavoro, perché ognuno di noi ha il suo sentiero, ha la sua strada, ognuno di noi arriverà, come posso dire, la vita c'è un punto, un centro, ma la circonferenza ha un numero infinito di punti, quindi noi siamo tutti un punto infinito sulla circonferenza e ognuno troverà la strada verso l'unico centro, ma la mia è diversa dalla vostra, è diversa da ogni altro. Quello che è importante, e io me lo sono chiesto, cosa posso fare io? Quali sono i miei talenti qui, ora, che servono? Al di là del fatto che il primo lavoro che io ho fatto è disvelare la menzogna. Io non so voi, ma io non ci ho creduto fin dal primo giorno. Perché, esattamente, lo immaginavo, ne ero certo, se no non eravate qui. E quando mi sono chiesto, ma perché io non ci ho creduto? Intanto perché nel momento in cui utilizzano i dispositivi del terrore, vuol dire che sono già dalla parte sbagliata. Perché nel momento in cui ci hanno terrorizzato tutti, quando poi sono arrivati anche a prendere i bambini, quando sono arrivati a colpire tutti, io dico, quella per me è stata la prova definitiva che era veramente in corso un attacco all'anima, che però ci ha reso più forti. Dobbiamo soltanto evitare di cadere... Lungo questo percorso di consapevolezza hanno teso molte trappole. L'errore più grossolano che possiamo fare, ad esempio, è di cedere all'odio, o di cedere alla rabbia, o di cedere al rancore. Questo è il loro linguaggio, questo è il linguaggio che loro sperano che noi utilizziamo, perché sanno benissimo come gestirlo. Loro vorrebbero usare gli strumenti e i dispositivi di controllo che hanno sempre usato, cioè la violenza. Quindi quello sarebbe... usare questo malessere, come dire, questo disagio sociale in cui ci siamo trovati e tramutarlo in rabbia o in sofferenza vuol dire aver sbagliato, non aver capito nulla. In realtà l'energia di cui noi ora disponiamo, come sta succedendo adesso, se noi riusciamo a volgerla in tutto ciò che crea biofilia, che riapre le sorgenti della vita, quelle che hanno cercato di chiudere, che può essere l'arte, la socialità, la convivialità, l'incontrarsi, la meditazione, lo yoga, la danza, insomma qualunque cosa da cui l'anima trae beneficio, si nutre, ed è esattamente tutto ciò che hanno chiuso, hanno cercato di chiudere, hanno cercato di privarci delle sorgenti di cui si nutre l'anima. La cosa migliore che noi possiamo fare è riaprirle e quindi tornare a fare esattamente quello, il contrario di quello che ci stanno chiedendo di fare. Se ci chiedono, ad esempio, dovete stare a casa, vaccinarvi, mettervi le mascherine, eccetera, il contrario è la strada giusta, è esattamente l'opposto. Quindi io seguo le disposizioni che partono dall'alto, perché mi danno esattamente la mappa di dove andare, cioè dalla parte opposta. Quindi nel momento in cui dicono una cosa, dico, grazie per avermi spiegato qual è la cosa vera che io devo fare. E se noi faremo questo, cioè se noi torneremo a coltivare, insomma, la nostra anima era un pochino diventata come un bosco incolto, pieno di rovi, di sterpi. Il lavoro che abbiamo fatto ora, che stiamo facendo ora, è di averlo disinfestato. Ora lo stiamo rendendo fertile, cioè dobbiamo far crescere su questo terreno su cui loro stanno cercando di seminare i loro veleni continuamente, perché continuamente stanno avvelenando, stanno cercando tutti i modi possibili per renderci sterili. In realtà noi possiamo fare la cosa che a loro fa più arrabbiare, fare il contrario, migliorarci, migliorare la nostra vita, la qualità,
fare un salto di qualità con tutte le persone che sono vicine a noi, e se noi avremmo fatto questo avremmo ricreato un giardino fiorito dove loro volevano fare una distesa sterile, un deserto. Noi avremmo fatto il miglior favore alla razza umana, al pianeta, all'evoluzione, all'universo. Avremmo sconfitto tutti i draghi, i draghi, cioè quel drago in primis, e poi tutti quanti gli altri che sono a seguito. E dopodiché, quando verrà il giorno in cui noi dovremo anche persino provare compassione verso questi come posso dirli, gerarchi, plutocrati, perché poverini anche loro, quando si renderanno conto di quello che hanno fatto, quando si renderanno conto di come la storia li ricorderà, quando vedranno di colpo l'effetto che hanno causato, le ferite, le offese che hanno causato agli uomini, molti di questi spariranno, come dire, nella loro vergogna. Ma al di sopra di loro, quelli che sono al di sopra di loro, perché quelli che noi vediamo sono burattini, tutti quelli che noi vediamo ovunque che comandano sono burattini, tutti quelli citati da Barbara prima sono burattini. I veri nemici sono quelli sopra di loro, perché odiano l'essere umano, odiano in realtà la vita tutta, odiano, come dire, le manifestazioni dello spirito, dell'anima. Sono umani anti-umani. Potrebbero anche essere vestiti bene, avere giacche e cravatte eccetera, ma quello che loro vogliono veramente è che noi spariamo, cioè che noi moriamo in un modo o nell'altro. Loro hanno come obiettivo un nichilismo assoluto. La loro forza vitale è una forza nichilista, la camuffano, la mettono dentro le parole, alla politica, ma è quello, ci vogliono spingere a quello, perché è un istinto di demolizione, di disgregazione della vita, perché fondamentalmente ai demoni dà fastidio vedere le persone felici, dà fastidio vedere le persone sorridenti, dà fastidio vedere le persone che stanno bene. E in questo momento così, cazzo, sono lì che si dicono: ma com'è possibile che così tante persone stiano bene nonostante tutto quello che abbiamo fatto per farli star male? Ecco, quindi questa è la cosa migliore che noi possiamo fare. Facciamo questo e l'universo ci ricompenserà tutti. Comunque la strada porterà sicuramente a una vittoria della luce. Mai storicamente, mai hanno vinto i demoni, mai, nemmeno negli anni peggiori, nemmeno un secolo fa. Perché in realtà l'archetipo che si è risvegliato oggi è lo stesso che ha agito già in Europa e in tutto il mondo il secolo scorso. È stato sconfitto in una maniera tragica, perché ha distrutto l'Europa, ha distrutto il mondo, ma il demone che sottendeva quegli anni lì, parlo dell'hitlerismo, è lo stesso, ha imparato dai suoi errori, si è rinnovato, è tornato in questo millennio strutturandosi con delle forme nuove e quindi non fa più gli stessi sbagli di prima, non usa più un uomo cattivo unico che si chiude nel bunker, quindi prendiamo il bunker e abbiamo finito tutto, non c'è più, è spalmato. Ma l'obiettivo non è i soldi, non è il potere, non è il controllo, l'obiettivo è sempre l'anima, l'obiettivo è sempre il controllo dell'anima, della vita. E per vita intendo noi, ma tutta la vita, le montagne, gli animali, i boschi, qualunque manifestazione che porta gioia e luce è per loro un pericolo. Quindi in realtà in questi mesi molto spesso sono stati fatti, io anche li ho fatti nelle cose che scrivo, dei confronti, dei parallelismi fra l'archetipo dell'hitlerismo e questi tempi, e molti si indignano, dicono: ma non può essere la stessa cosa c'entrano gli ebrei, cosa c'entrano? Certamente le forme che tu vedi sono differenti, ma quando si vanno a leggere, per esempio, ci sono molti libri di testimoni dell'epoca, persone come noi oggi che scrivevano quello che stavano vivendo in quel periodo lì. È incredibile come stiano dicendo le stesse cose che diciamo noi. Una signora nelle Langhe, dove vivevo prima, mi ha mostrato la lettera di suo marito partigiano, in cui scriveva alla moglie una lettera in cui non parlava né di guerra, né di battaglie, né di tedeschi, né di nazisti. Diceva: dobbiamo difendere lo spirito.
perché questi quello che ci vogliono fare è uccidere lo spirito, e quella era resistenza vera, era la resistenza fatta col fucile, insomma così. E quindi alla fine, per capire cosa realmente sta succedendo ora, non seguiamo più di tanto le vicende della storia, della politica, quelle che si vedono. Quello è la forma apparente della vera spinta che c'è dietro. La spinta che c'è dietro, e della filigrana della storia, è sempre una radice spirituale, sempre. La guerra che è in corso ora, ormai l'abbiamo capito tutti, l'abbiamo ripetuto più volte, è una guerra di tipo spirituale. Si combatte sul piano materiale, perché questo è il piano in cui noi viviamo, ma la vera natura e anche il vero terreno dove noi dobbiamo reagire è un terreno di tipo spirituale. Qualunque cosa ci mette in contatto con ciò che ci fa star bene, qualunque cosa, che sia un fiore, coltivare un giardino, camminare in montagna, andare a trovare un amico, parlare con le persone, sentire un disco, leggere un libro, quella è l'arma vincente. Qualunque cosa ci farà star bene. Grazie. Grazie. Signori, Franco Del Nuoro. Grazie Franco. La gente come noi non molla mai. Ecco quel fuoco amico. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Guardate, io vi ringrazio. Io sono venuto qui con la mia famiglia oggi in gita. Siamo fuggiti via da Trieste perché volevamo prenderci uno spazio per noi, però stare in mezzo a persone come noi, e quindi abbiamo deciso di venire qui. La gente come noi non molla mai. In giornate come oggi proprio non è uno slogan, perché non so se sapete, ieri ho ricevuto un bel uovo di Pasqua, sono stato licenziato. No, negatività, assolutamente. Anzi, io ho detto: voi mi avete dato l'uovo e noi vi daremo la sorpresa. E la sorpresa è questa: io sono serenissimo, sono fiero di me stesso, fiero dei miei colleghi, fiero della mia famiglia che è lì, anche se ieri stavo per prenderle. Sono fiero di questo perché questo dimostra che veramente la gente come noi non molla mai e va fino in fondo. Oggi ho ricevuto messaggi da tutti i miei colleghi che mi hanno detto: guarda Stefano,
se oggi fosse il 15 ottobre noi rifaremmo tutto da capo come abbiamo fatto quella volta. Nessun pentimento, anzi, noi non ci pieghiamo e andiamo avanti perché la gente come noi non molla mai. Grazie di tutto ragazzi, vi voglio bene.